Occorre sgomberare il campo da equivoci. Indie Pre per il sociale non è una trasmissione come hanno voluto demolirla, ecco Di Pre che va. No, Indie Pre per il sociale è molto più di Manda Rai 3, di Ballarò e di queste puttanate che guardate in Rai. Di Pre per il sociale incontra personalità assolute. Allora, guardate l'espressione fiera, potente di chi ha i petrodollari, di chi può fare guerra solo lui all'Iran. Con noi Nicolas, il boss non della Valle del Brenta ma del Piave. Esatto. Il boss. E con lui una mia conoscenza qui, che ringrazio ancora, perché anni fa mi fece salire sulla giostra. Esatto. Di Jesolo, ecco, momenti epici, anche di casini vari, grossi, perché di litigi ad alti livelli. Di litigi al culmine della ruota, ecco, casini. Comunque, allora, che cosa sta accadendo di così unico, straordinario qui a Mestre oggi? Allora, innanzitutto, Nicolas, giusto? Sì. Nicolas, di cosa ti occupi? Ma adesso sono a casa, ma faccio lavoro stagionale. Spacci, gestisci prostituzione? No. Beh, al momento no. Allora, esatto. Faccia la domanda, avvocato, che c'era il treno. Ecco, no, stavo dicendo, e tutti i mover di te, siamo a Mestre, passano il treno in continuazione che vanno carichi di droga, che vanno, ecco. Assistente, prego. Vanno anche ad Auschwitz. Vanno, ecco, da qui partono anche per Auschwitz e per. Esatto. È da qui che parte. Allora. C'è una bici che passa però. Lasciamo passare. No, prego, perché allunga l'intervista. Applauso al Giro d'Italia. È un piacere. Ciao, grazie. Quindi, ecco, allora, certo, Nicolas non ha bisogno di lavorare, giusto Nicolas? Beh, no, per guadagnare qualcosa devo fare qualcosa. Però hai un non come lei. No, hai un tesoro. A livelli da avvocato così importanti. Raccontagli l'esperienza McDonald's che ha intasato Lavandino. Hai un tesoro nascosto. Raccontagli le prime esperienze serie. Allora, ecco Nicolas, appunto perché il pubblico adesso vuole le notizie subito. Sì. Nicolas, raccontaci subito le tue prime esperienze. Ma prima esperienza come aiuto pizzaiolo. Poi ho lavorato all'outlet. All'acqua e farina. Sì. E cos'è successo dopo, alla fine? Dopo all'outlet ho preso una granita e dopo mi hanno licenziato. No, al Giro Pizza prima. E al Giro Pizza ho intestato il lavandino. Allagato il locale. Allora, hai preso una granita, ma come una granata o una granita? Una granita. In pausa. Una L'ha creata lui. granita di limone, darsi un bacio sul balcone e restare uniti anche se pioverà. Vabbè, questo. No, ma per una granita ti hanno licenziato? Eh sì, perché ero in servizio. Dammi il nome subito di chi ti ha licenziato! Per una granita! Ma stiamo scherzando, porco due! Che te ne compro 10 milioni di granite! Una granata dovevi tirarli! Ascolta, per una granita e per cosa? No, su un altro lavoro perché ho intasato il lavandino. Ma puoi raccontarci come Perché facciamo anche i lavapiatti. E nello stesso posto, le ultime esperienze, con 4 cooperative diverse, è stato licenziato come magazziniere. Di tutto fare. Nello stesso posto. Però, sì. E più le hanno tagliato le gomme della macchina. Ma tu hai servizio pubblico del cazzo, perché parliamoci chiaro, ma ci rendiamo conto che l'hanno licenziato per una granita che non è un cazzo
e perché nel lavoro di lavapiatti Ha intasato ha il intasato il lavandino, che chiunque, anche Cracco lo intaserebbe il lavandino, anche chi non intasa il lavandino, Caravasciuolo, porco Dio, tutti intasano il lavandino, chi lavora, se non lavori non sbagli, ma cosa vuol dire intasare un lavandino, porco Dio, con una pompa lo studio, no? Ma come è stata questa cosa del lavandino? Cioè, qual è stato il fattore scatenante dell'incasamento? Perché avevo sempre piatti da lavare e allora dopo non riuscivo più a starci dietro e... Ma ascolta, quando ti hanno licenziato, Ma era il primo lavoro, gli hai comunque. picchiato tutti i piatti in testa? Sì. Io gli avrei dato 2 schiaffoni secchi e gli avrei picchiato i piatti in testa uno per uno. È vero o no? Sì. Perché guarda, ragazzi, poi attenzione, vuoi Perché ho dire... giocato a rugby. Vuoi dirci vuoi dirci il nome di questo genio della lampada che ti hai licenziato? Vuoi dirlo? Dillo pure. Ma adesso non so più il nome della pizzeria. Si chiamava Giro Pizza comunque. Giro Pizza, ecco. È sempre a Jesolo. Nello svalvolino. Oh, ha detto tutto, hai detto. Porco Dio, ho preso 5 milioni di multa Jesolo. Madonna, che città, Madonna. Che città drammatica. Ma Jesolo, ma dai, porco Dio, fai 1 metro e prendi una multa, è vero o no? E anche i paesi limitrofi, non solo Jesolo. A me è capitato Eraclea, parcheggiato in un parcheggio inventato, però... 5.000 euro di 10 multe ho minuti. preso, 5.000 euro, autovelox ovunque. Purtroppo sì. E allora, Nicolas, allora va bene. Prima dei lavori ho lavorato anche al McDonald's. Però ci ha rinunciato, è andato Però a fare festa. McDonald's, Cosa ha detto? Io vado in capannina e mi diverto. Sì, E a me ha piace dato- divertirmi. Ma tu sei uno sportivo, tu Ha sei... lasciato il lavoro per andare a divertirsi. Hai fatto benissimo! E ti dirò di più, amici da casa, allora lascio il mio PayPal, poi te li giro. Sì. andreadipre@yahoo.com. Donate, ho promesso, li passo tutti, donate per Nicolas subito, Va bene, grazie. perché lui deve tornare sui campi da rugby. Beh sì, perché no? Conta che andavi sulle palestre di Pokémon. Racconta di Lui Pokémon. gira, Poi suona gioca anche a le palestre di Pokémon. Ma... Pokémon, che vedi i Pokémon in giro, giusto? Sì, È sul proprio cellulare. fondatore di alcune palestre, gli ha proprio dato il nome. E Se- anche ti- ti- Pokestop. ecco, tipo, qui vedi un Pokémon qui in giro? Questo è il suo argomento. Eccolo qui un Pokémon che è passato. È appena passato. Era passato pieno di una valigia piena Il di... grande puffo è passato, il grande puffo. interessanti. Il grande puffo è passato. Oh, chissà quello quanta bamba ha in quella valigia, ma lasciamo stare, perché ragazzi è così, troppa. è così ragazzi, mai farsi nudo dalle apparenze. È vestito da avvocato anche lui però. Salutiamo il tavolo Covid che sta passando. E... Sì. China, ecco. Cioè, e allora, ecco, ma Nicolas ha un suo biografo che ha un cuore d'oro, perché veramente, guarda che farci salire su quella giostra quel giorno ce ne vuole, perché sapevi quello che stava per accadere. Me l'ha detto il mio collega, arriva un personaggio importante, arriva Ma i l'avvocato i Andrea Di casini Pre. fatti in cima, ecco. Allora, ti chiedo questo, tu che conosci bene Nicolas, ok? Sì, siamo anche vicini di casa. quindi. Esatto, che cosa consiglieresti a Nicolas? Senza dubbio di cambiare cooperativa, di cambiare agenzia. E dopo forse Facciamo un anche lavoro stabile. di cambiare anche paese, mi sa, a questo punto. Ma ascolta, Che Nico, consigli possiamo darci? Ecco, Nicolas, e lo dico anche per il suo socio, giusto? Socio, Big Boss. Big Boss. Per il sociale. Quanto volete per arruolarvi nell'esercito di preista delle milizie armate? Una bella domanda. Siete pronti alla guerra, tutto? Andiamo, Siamo vicini. andiamo nel Dubai a prendere tutto l'oro che c'è negli appartamenti? Ormai vuoti? Sì. Sì. Partiamo subito da cos'è l'aeroporto più vicino? Di Venezia. Di quello di Venezia, partiamo subito? Delle troie, Dio caro. Siamo arrivati a gran voce anche per metterci in lista.
non solo per parlare dei soliti discorsi di andare in Austria dove si sa che c'è un posto famoso. È welcome. E l'andiamo. Dai che è venerdì, Dio cane! Figa nastro, Dio porco! Pippo, raccontagli che tu hai certi gusti come donne. I gusti, le preferenze dall'outfit al fisico. Passagli il microfono. No, racconta delle nipotine. Dai, devo Le nipotine, le minorenni vuoi? Ah sì, beh, io conosco le nipotine Ecco, che hanno 16-17 anni. ecco, allora, che sia chiara una cosa, ok? Noi siamo contro la pedofilia, però una ragazza che ha 16 anni non si può considerare reato di pedofilia, come hanno fatto con Berlusconi, perché una sedicenne è in tutto e per tutto una donna fatta e finita. Diciamolo questo. Hanno rotto il cazzo a dire anche Epstein avevano 15 anni. Cazzo, erano lì per i soldi, è vero o no? Sì, è vero. Ma c'è anche carne fresca che sta là. Carne fresca poi. Nicolas, racconta le tue esperienze con le nipotine. Ecco, mi racconti le esperienze con le nipotine? C'è una nipotina che ti è rimasta impressa in particolare? C'era la capitana delle nipotine. E dove l'hai incontrata? Ma perché io giro per le discoteche, quindi l'ho conosciuta in discoteca e gli davo dei passaggi. Che aura. Laura si chiamava. No, Laura, che aura. Laura, La capitana. Sì. ma chissà quante nipotine ti sei fatto, no? Abbastanza. Bravissimo! Bravo! Hai scritto il suo nome sul... Che ho scritto anche il nome sulla mia macchina. Sulla macchina, gli ha dedicato uno stemma tipo stranamente sulla macchina. E Nicolas, mi raccomando, vi dico, anche quando non tira più, usa il Viagra Che tira sempre. fino all'ultimo. Fino all'ultima goccia. Quando non tira più, si pensa alle pillole blu. Signora, come si permette? Era Lourdes, ha trovato chiuso? Scherzo. Sta uscendo la tua canzone. Tra poco esce la mia nuova La sua canzone. nuova canzone. Allora, ce la puoi anticipare un attimo, È ancora in Cappella? fase sperimentale. Ma lo so. X-Lab, può spoilerarla? Il regista può anticipare qualche... Ricordo che siamo qui con Prima X-Lab. Ce l'avete o la metto io? Intanto se vuoi La raccontare base quelle ufficiale. nipotine là che le portavi in giro e che poi se vuoi raccontare delle nipotine. Sì, gli diamo un passaggio fino a casa, li andavo a prendere, andavamo in discoteca a ballare e dopo le portavo a casa finito serata. Non so cosa ne pensa lei. Ma versavi del loro drink la polverina, ma sapete quella polvere speciale? Sì. Ma, No, beh, quella no. Ma te lo sai, ecco. Purtroppo gli è andato male una serata che ha riappacificato, riunito, diciamo, la capitana del nipotino e il suo ex fidanzato e ci è rimasto un po' male quella serata. Vabbè, Però è stato un dettaglio, ma che cioè. sbatti! Ma anche questi che dicono ti sei fatto la ragazza del mio amico, ma porco Dio! Cioè, se c'è. Delle nipotine Ma ce ne sono talmente tante di aver Facciamo i nomi di queste nipotine, dai! Come in Epstein, facciamo i file. I file vogliamo. Nome, cognome, indirizzo e tutto. Molte belluna, È avanti. rimasta una la più seria. Ma devo fare nomi o... Sì, nome, cognome, paese. Esclusiva con lei. Allora, uno si chiama Laura, poi c'è Miriam. Cosa hai fatto con loro? Cosa hai fatto con loro? Ho fatto tante cose. Madonna che regia stupenda. Che piace anche a Di Pre. Tipo un orgio. Sì, un orzo. Il 22 e il 23 scrivi solo Di Pre al referendum. Vabbè, questo sarà ormai passato, ma comunque. Costipa, vuoi raccontarci qualche storia? Ma anche cose. No, puoi di. Allora, la perversione non esiste. Di quello che vuoi, cioè di qualunque cosa. Facevi sadomaso? Sì. Bravo, dillo, cosa facevi sadomaso? No, vabbè. Dillo tranquillamente, digli cose di palle, per esempio. Sì. Bravo, perché è importante, tutto il mondo anche lo sa. Bravo. Grazie. Cazzo, bravissimo. Ora verrai con me, ti porto io. Ecco,
Giusto, è vero o no? È vero a gran parte. Devo- sì. devo dire la delle sue canzone? avventure, delle sue Ma qual è l'audio? Il primo. Ora storie. sentiamo la canzone adesso, sentiamo la canzone. parte della È canzone morto Chuck ufficiale. Norris. Ah, un momento, Sì, è morto anche Chuck allora, grazie ad Elisa perché ci comunica che è appena morto Bossi e io ho detto, signori, non verso una lacrima perché per troppi anni ha parlato male del Meridione. E a me questo non va bene per un cazzo, perché l'Italia è una e i preisti sono ovunque, porco Dio. Ma è morto Chuck Norris, stavo scherzando? Pensavo fosse immortale Chuck Norris. No, veramente questo Michele me l'ha detto. Sì, deve essere ufficiale. è morto Chuck Norris veramente? No, porco Dio, no. No. È come è morto Bruce Lee. Madonna, l'ho saputo in diretta, no. È morto Chuck Norris. Che a me mi dispiace. Io seguivo Walker Texas Ranger. Chuck Norris non è è cresciuto di noi morto. con Walker Texas Ranger, dai. E con la E-Team, eccetera. Lì, team. Non c'era su YouTube. Chuck Norris è morto, ragazzi. C'è il solito. Sola. Che assomiglia, non c'era su YouTube. Chuck Norris. Oh, speriamo che non muoia quello che ha aggiusta tutto, come si chiama? MacGyver, da cui io mi ispiro moltissimo, MacGyver, ecco che... Ma Chuck Norris no, ragazzi. Facciamo Vabbè. un omaggio a tutti. Dedichiamo Sì, ecco, allora, una preghiera, un pensiero per Chuck Norris, dai, con la tua canzone, dai. Sì, mi dispiace per Chuck Norris. Ma cazzo, è gravissimo. Me la vedo prima il Papa, Dio porco, ma comunque va bene. Era Dai, Chuck Norris. era bello che morisse un prete e un Papa. E condoglianze alla famiglia. Esatto. Comunque, esatto. Esatto. far partire anche la canzone? Sì, esatto. Arriva. Oddio, Nicola, quanto Canta di cosa. Sono sempre più noto. In maranza mi chiedono la foto. Agitati un po'. Muoviti un po'. Wow! Tempo. 3, 2, 1, go! Ma non sento le parole. A cappella. I Maranza mi chiedono la foto. Sono Costa di VIP di Sandona. A Jesolo sono sempre più noto. In Maranza mi chiedono la foto. Che cazzo di meraviglia! Allora, Capolavoro. sono sempre più il VIP di Saldonà a Jesolo, i Maranza mi chiedono la foto. E Jesolo è pieno di Maranza, è pericolosissima. E altre parole ancora? Perché non la so a memoria. Prego. Grandi, Sì, ma fai che partire. Ancora la vuoi? No, lui vuole che la senta. bella, no, comunque è bellissima. È ancora da finalizzare. poi. Ah, c'è una domanda del pubblico. Pensi adesso di Max Felicitas? Mi chiedono cosa penso di Max Felicitas. Adesso proprio, sincero. Allora, Max penso che sia una personalità una personalità molto completa, però gli manca la polvere bianca. Ma non è che magari ti ha rubato Ma la figa non gli manca però. secondo te? Allora Max ha preso l'aldipreismo, ma io gli auguro di scoppare tantissimo, anche se Max, attenzione, non sempre è in tiro, però ciò non vuol dire niente. È comunque... Voglio di qualche consiglio dall'avvocato in più. Esatto, ecco. Usa il Gaviscon come sperma, però rimane sempre un grandissimo amico. Guarda quella là, è una figa di legno, non te la darà. Grande Max Felicitas. L'ho conosciuto io perché ho anche una foto con lui. Certo, ecco. Pensate che il primo video fu fatto, cioè il primo video musicale fu fatto proprio a casa del mio grande regista Michele, che ci prestò appunto la location e tutto. No, Max, un applauso a Max Felicitas. Un applauso. Ecco. L'ho conosciuto anch'io. Ecco. Max.
poi ha fatto tutte le canzoni Elisabetta la figa stretta, Vale mestruata, e tutte queste canzoni qua. Esatto. Ora, grazie papi papino mio, ora vado a catechesi, lo prendo in culo dai cinesi. Sono frasi di Max Felicitas queste. Sì. Ecco. Parla anche del fantacalcio, della tua passione. L'altro gruppo Che lui odia la Fiorentina. No, non che la odio, perché io tifo Milan. Io spero che la Fiorentina si salva. Vabbè certo, non sei della Juventus, esatto. Dai, E ecco. neanche dell'Inter. Beh, la Fiorentina ieri ha battuto il Raku, è parte di Conference League, è fuori dalla retrocessione, ragazzi. Di Ken che ne pensi di Ken? È un ottimo giocatore. Grande, ecco. Vorresti al Milan. E di Allegri che ne pensi di Allegri? Allegri, mi piace come allenatore. Minghie! Grande Allegri, meglio dire così perché Sì. Sappiamo cosa è successo. siamo in causa, Grande Allegri! No, Allegri è un grandissimo allenatore, Allegri, veramente. E ecco, mentre tu tifi per... ti favo l'Inter. Vabbè, dai, quindi dai. Cioè, Siamo basta che non del siano... Milan, dai. No Gobbi, no Pisani. E poi va tutto bene. E forza Viola, Madonna Bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te. E forza Viola, unico grande amore, tu sei la mia passione. Ale. Marco Stippa ha qualcosa da raccontare. Cosa possiamo raccontare? Venezia! Mestre Venezia. Viola. Siamo i più... Ma una figa se la puoi pagare? Ragazzi, bellissima domanda. Ricordatevi, le fighe migliori sono quelle da pagare, perché spendete molto meno pagando una figa che allacciando un rapporto. È vero o no Sì, è questo? vero. Perché ti devi pagare la cena, la durata. il dopo cena. Sì, è vero. Meglio l'escort. Vero di pre. Esatto, o le pornostar. Cosa ci consiglia? Porno. Io vengo solo se c'è il cocco. Comunque io senza cocco non posso fare niente, lo dico subito. Ancora, passa un poliziotto, vediamo, il borghese. La tua settimana tipo, cosa fai ogni sera d'estate, che vai alle varie discoteche? Allora, la mattina ti svegli, bamba caffè corretto e poi che fai? Perché una volta esisteva. Poi vado a prendere il pane, poi mangio a mezzogiorno, poi pomeriggio esco. La sua routine di tutti i giorni. Sì, che vado a Pokémon. No, ma questa di Pokémon è stupenda. Questa è stupenda. Allora, spieghiamo un attimo i Pokémon come Pokémon e funzionano. figa non bastano mai. Mi dicono dalla regia. Esatto, ma il Pokémon, praticamente i Pokémon, io so che appaiono all'improvviso, giusto? Sì, ma sul gioco del cellulare però. Ah, devi vedere il gioco però anche. Non nella realtà carnevale. arrivata l'opera d'arte mobile. Scusa, esatto. Eccola qua, attenzione. Prendi prisma. No ragazzi, no non ci credo. No dai. È pieno di tette. È un ritratto tettoso. No ragazzi, no, vieni qui. No tesoro. L'ho appena fatto. Per te. No, veramente? Sì. No, dai Ho ragazzi. pensato alla cosa che ti piaceva di più e... La figa. Ragazzi, delle monache. riprendiamo tutto. Come ti chiami? Francesca Bonollo. Ragazzi, comprate quando facciamo Lollo. No, ma è stupendo. Esatto, Ma guarda cosa ho fatto, ragazzi. Ma le tette e la mia... No, veramente. Di tutti i colori. Un'analisi così su due piedi come... Ma questo è geniale. È una delle monache. Oh, ma questa è... Madonna. Francesca, grande... Ma ragazzi, ma perché... guardate, Venezia era stata dei quadri. Orler, vuoi questo quadro? Mi devi dare €1 milione cash. Cash me li devi dare. Ma che brava. Grazie. Ero ispirata, sapevo che dovevo vederti, ero emozionata, allora... No, ma posso tenerlo? È un regalo per te, assolutamente. Ma guarda... Sai che anch'io abito a Praga? Tu non sei più a Praga, vero? Ci devo tornare perché ho aperto un negozio cannabico. Lì, ecco.
Allora Madonna. forse ci vedremo anche a Praga. Ma che brava, oh, bravissima, vedete l'arte? L'arte non è mai... Cioè, Madonna, io godo troppo vedere quest'opera. E allora siamo al gran finale con Nicolas, che per quanto mi riguarda dovrebbe dirigere il Trenitalia, per quanto mi riguarda, perché è precisissimo, ecco così, con Marco, Unico e solo. Il boss. che ai tempi che furono senza batter ciglio di Salibure con i tuoi amichetti. Oltre il patrono di Venezia, anche un musile dintorno. Esatto. E allora Nicolas e Marco, finiamo in bellezza, dai, scateniamoci! E allora com'è andare a figa a Troie? Viva la figa sempre! Viva la figa sempre di Bre. Sempre c'era data. Comunque Allora, la figa è la nostra stella polare. Quando sei in un mare, in una tempesta e non sai più dove andare, tu guardi la figa È un'illuminazione. e trovi la via giusta. Se hai la giusta chiave, apri la porta. Se no rimani fuori e vai a giocare a Pokémon. Esatto. E allora, ecco, Nicolas, Sì. le tue nipotine, giusto? Come Sì, le- ecco, nipotine. così. Allora, Nicolas, dai, regalaci ancora un saggio, un saggio anche o musicale, un consiglio, qualcosa. L'importante è comunque andare a figa. Basta che siano però comunque maggiorenni, perché Possono essere minorenni. almeno a 17 anni, dai. Sì. A Dai 17. 16 in su va sempre Dai bene. 16 in su va bene. Diciamolo. E la figa è come la legna, si paga alla consegna. Esatto. Questa me l'hanno insegnata. Se non va, la stufa non va a pellet o a biomassa. Esatto. diesel. Che la polizia, no? Così, e allora Canzone nuova del VIP. via con la canzone. Una canzone nuova. Prego. Sono Costa di Sandona, sulla Y, mangio un kebab, a Jesolo sono sempre più noto, in Maranza mi chiedono la foto, anche le puttane a volte. È bellissima questa. Viva in Maranza, cazzo, anche loro perché è bellissimo. Sono sempre più noto. In Maranza mi chiedono la foto. È bellissimo, ragazzi. Ed è il risorgimento nostro che parte dal Veneto, firmato di Preismo. Paura di nessuno. No, solo per veri numeri uno. Solo per venire i numeri uno, veramente. Faccio un saluto Alle tue fan. Io sono molto seguito su Instagram, ho più di 1000 follower. Grandissimo, e una cosa, e alle tue fan cosa vuoi dire? Di venire a trovarti, dai. Loro sanno dove abito, Ascolta, con o senza cappuccio? col cappuccio. Perché io ero contando il cappuccio. Quel cappuccio Beh, per il bimbo. basta bucarlo prima. Ci sono i Sta trucchi. scherzando. Ho una domanda per lei su dei follower. Perché ho dei follower che sono indiani, non so cosa ne pensa. Che alcuni su Instagram mi seguono che sono indiani. Beh, ma guarda che le indiane, se sono indiani maschi, ognuno è libero di fare. Se sono indiane, Se sono indiane? le indiane sono molto perverse. Ecco. Te lo giuro questo, sono molto perverse le indiane. E io ero anche su un social loro indiano, poi l'hanno chiuso. Le indiane sono molto perverse. Quindi non importa if you are a girl, if you are don't care about boys and girl. Va bene, tutte le religioni, va bene. Tutte le religioni vanno bene, tranne quella cattolica che ha un... esatto, no? Esatto. O se arriva la Il polizia... numero uno è sempre il dipreismo. Il lipreismo, che appunto è la religione che si basa sulla figa, sul cash e sulla coca. E sul cocco. Ecco qua che si innalzano. Grandissimo Nicolas, grandissimo Marco.
Sempre settimana bianca. Ecco, Sempre settimana bianca, per conclusione di bellezza. esatto, e a Jesolo ragazzi d'estate si scia di brutto, ecco, esatto. Se la neve fosse coca, tutto il giorno in alta quota. Ciao, grazie ancora e complimenti Grazie. anche per le vostre creazioni. Grazie. Good luck.